Potenziare il traffico merci con la nostra regione incoraggiando le opportunità di business con gli operatori FVG di logistica e trasporti. Questi gli obiettivi dell'evento di Incoming dalla Russia svoltosi in Friuli Venezia Giulia nei primi giorni di ottobre. 8 le aziende moscovite ospiti della nostra regione per un incontro con le più importanti realtà del settore logistica e trasporti locali. Il gruppo è stato impegnato in una visita al sistema logistico regionale nella sua interezza, dal Molo Settimo di Trieste al terminal intermodale di Fernetti, da Porto Nogaro all'interporto di Cervignano. L'agenda quindi prevedeva una serie di incontri mirati con 34 aziende regionali. L'evento di questi giorni, promosso da Informest, Confindustria Udine e Regione Friuli Venezia Giulia, è il risultato della partecipazione dell'intero sistema logistico regionale a Transrussia, una delle più importanti fiere europee di settore, svoltasi a Mosca lo scorso aprile. Lo stand FVG era l'unica presenza italiana all'evento. Silvia Cerbi, vicepresidente di Informest, ha sottolineato come simili iniziative contribuiscano a creare spunti di sviluppo, facendo incontrare domanda e offerta di grande livello. Lo scorso aprile fu proprio Informest, infatti, a occuparsi di tutti gli aspetti della missione a Mosca, rafforzando il proprio ruolo di coordinatore di risorse. Così il vicepresidente di Confindustria Udine, con delega all'internazionalizzazione, Marco Bruseschi. Informest ha fatto un po' da spunto, da ponte e da stimolo per poter collegare queste aree. Nel trasporto e nella logistica ci sono tante specificità. Oggi abbiamo sentito e conosciuto quali sono le specificità di queste aziende moscovite. E quindi penso e speriamo di intanto farli conoscere quali che sono le nostre strutture, poi le nostre aziende e quindi cercare di trovare le soluzioni più idonee per le nostre aziende e per le merci che transitano in Friuli. Informest ha inoltre curato negli scorsi mesi la selezione delle aziende russe partecipanti sulla base delle indicazioni raccolte direttamente dagli operatori di settore della nostra regione. Tutte hanno espresso grande interesse a intensificare i rapporti con l'Italia. Le potenzialità sono alte senz'altro e adesso abbiamo visto con la presentazione delle loro aziende, sono aziende importanti che senz'altro si potranno sposare con le nostre aziende. Senz'altro ci saranno delle collaborazioni, questo è solo l'inizio, per cui qui ci conosciamo, poi incominceremo senz'altro a lavorare assieme.